Ciao, oggi è il mio compleanno e ho deciso di regalarmi una torta. Si chiama Foresta Nera, un dolce tipico tedesco ed è anche la mia torta preferita. Ma vediamo insieme gli ingredienti che ci servono per farla. 5 uova, 170 g di zucchero, 120 g di farina, 70 g di amido di mais, una bustina di lievito, 3 cucchiai di cacao amaro. Gli ingredienti che ci serviranno per la farcitura sono un vasetto di amarene da 500 g, 20 g di amido di mais, 60 g di zucchero a velo, 100 g di marmellata di ciliegie, 1000 g di panna fresca, di vanillina, 80 g di scaglie di cioccolato. Come prima cosa prepareremo il pan di Spagna nero. Come primo passaggio inseriremo all'interno del boccale la farfalla. Inseriremo le nostre uova. Aggiungiamo 170 g di zucchero. Chiudiamo il boccale e impostiamo 3 minuti, 50 gradi, velocità 3-4. Una volta finito, impostate 3 minuti, velocità 3-4, questa volta senza selezionare la temperatura. E nel frattempo oliate e infarinate la tortiera. Aggiungiamo la farina, il lievito, l'amido di mais e il cacao. Impostiamo ora 10 secondi a velocità 3. Togliamo la farfalla e trasferiamo il composto per il pan di Spagna all'interno della tortiera. Impostate il forno a 180 gradi, una volta raggiunta la temperatura infornate. Fate cuocere la vostra torta per 35 minuti. Per proseguire con la torta avremo bisogno della base. Generalmente si usa la pasta frolla, io in questo caso ho comprato al supermercato un fondo per torte. Scoliamo adesso le ciliegie e le separiamo dal liquore. Inseriamo all'interno del boccale il liquore delle amarene e uniamo 20 g di amido di mais. A questo punto impostiamo 5 minuti, 100 gradi, velocità 3. Uniamo ora 60 g di zucchero a velo all'interno del boccale e impostiamo 5 secondi a velocità 3. Trasferiamo ora il nostro composto all'interno di una ciotola. Una volta aggiunte le amarene, mescolate delicatamente. Ricordatevi però di comprare le amarene o le ciliegie senza nocciolo, perché sennò farete come me e rimarrete 2 ore bloccati a togliere tutti i noccioli. E il nostro pan di Spagna è pronto. Ora lo lasceremo raffreddare per poi successivamente tagliarlo e farcirlo.
Mi raccomando, la panna dovrà essere fredda da frigo per poter essere lavorata dopo. Perciò il mio consiglio è riponetela sempre in frigo. Per proseguire stenderemo un velo di marmellata di ciliegie sopra il nostro fondo per torte. A questo punto taglieremo il pan di Spagna nero in 3 strati. Appoggiamo una fetta di pan di Spagna sopra la pasta frolla col fondo per torte. Mettiamo il nostro composto di amarene tutto sopra la prima parte. E per completare il primo strato di torta avremo bisogno della panna montata. Prendete il boccale e mettetelo nel freezer in modo che la panna si monti più velocemente. Una volta sistemato il boccale, inseriamo 500 g di panna, 2 cucchiai abbondanti di zucchero a velo e una bustina di vanillina. Velocità 3. E poi sta a discrezione vostra vedere quando la panna verrà montata. Richiudiamo il boccale, tappino, velocità 3. La panna adesso è pronta, noi la trasferiremo all'interno di una ciotola e la metteremo in frigo. E soprattutto dovremo ripetere il procedimento una seconda volta con altri 500 g di panna, altri 2 cucchiai di zucchero a velo e un'altra busta di vanillina. Adesso spalmeremo un primo strato di panna sopra la torta. Adesso che abbiamo messo il primo strato di panna, appoggiamo il secondo strato di pan di Spagna nero sulla torta e ripetiamo con la panna montata. A questo punto prendiamo il top della torta, lo adagiamo sopra e con la spatola e la panna montata la distribuiamo su tutta la superficie. Ho messo da parte nella siringa un pochino di panna montata in modo da fare la guarnizione sopra alla fine, ma adesso dobbiamo concentrarci sul cioccolato. Inseriamo il nostro cioccolato fondente all'interno del boccale, chiudiamo col tappino e tritiamo il tutto per 10 secondi a velocità 9. Adesso andrà riposta in frigorifero per almeno 2 ore, nel frattempo io mi cambio per la mia festa di compleanno. Vi ringrazio per aver visto la mia video ricetta e a presto, ciao!